Ben trovato a Paolo Zappitelli, che stavo dicendo ai nostri follower che ci stanno seguendo, è un giornalista del Tempo che si occupa non solo di enogastronomia, diciamo, perché in No, effetti, ma anche di enogastronomia. Quindi sì, diciamo che quella è la parte bella del lavoro. Poi c'è la esatto. parte quella un pochino più complicata, insomma, meno, però diciamo che l'enogastronomia è la parte bella. Senti, stavo pensando prima, Paolo, che insomma, comunque le nostre strade si rincrociano. Ci siamo conosciuti che tutte e due ci occupavamo come giornalisti di politica, no? In Campidoglio, non diciamo quanti anni fa, insomma, qualche Ma tempo fa. ieri praticamente, Ieri, un po' di anni, insomma. un po' di anni ci occupavamo di politica e adesso dai, ci ritroviamo, tutte e due ci siamo un po', insomma, stiamo andando verso quest'altro settore che, come dicevi, è la parte bella del lavoro. Mm? Esatto, esatto. Ma Dai, più come la parte mai? interessante, la parte che ti fa scoprire sempre cose nuove, insomma, un bel settore. Senti, ma l'hai scelto te oppure ti ci sei ritrovato per caso a occuparti di questo settore? No, 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 l'ho scelto io e poi ho avuto la fortuna che al giornale me lo hanno assegnato, insomma. Però a me ha sempre affascinato tutto il mondo che ruota intorno al vino, come fare il vino, gli abbinamenti con il cibo. Una cosa che mi è piaciuta sempre. Credo che il primo libro sul vino l'ho comprato forse a 20 anni, appena avevo un po' di soldi così da utilizzare per conto mio, mi sono comprato un libro con i vini, da lì Ah, poi ho proseguito, insomma. Per me è un senti, mondo talmente vasto che veramente non basta una vita per conoscerlo. certo, certo, ma c'entrano anche un po' le tue origini per questa tua passione? Perché te c'entri con la Toscana, o sbaglio? O no? Sì, sì, io sono di origini toscane, ma non lo so, può darsi, insomma, è sempre la Toscana è una terra di grandi vini, Eh, quindi può essere, forse l'ho respirato dentro casa, insomma. poi anche tua moglie Luisa, che non lo sa, i nostri follower non lo sanno, però è di Treviso, quindi patria del prosecco come me, insomma, quindi... Sì, 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 no, siamo due regioni che insomma con il vino, al vino gli diamo del tu, quindi insomma non abbiamo da questo punto di vista siamo fortunati, assolutamente. E poi anche, Senti, voglio dire, tu sei fra il Veneto e le Marche, quindi insomma insomma, con il andiamo vino. bene come regioni, insomma. Esatto. Senti, a proposito di Marche, no? Che vino mi stavi accennando? Ce l'hai lì il vino? Guarda, ce l'ho qua, Che volevi aprire? Così ci apriamo questo video, ci ce facciamo l'ho questa qua. chiacchierata. Eccolo qua, vediamo un Io po'. c'ho, non so se si riesce a vedere, un rosso conero San Lorenzo, Umani Ronchi. Umani Ronchi, un top player della regione Allora, Marca, insomma, sei andato sul sicuro, sei esatto. andato. Ma sì, no, in realtà, vabbè, a parte che è un omaggio a te che sei marchigiana, insomma, ma a parte questo, a me il Rosso Conero è sempre stato un vino che prima mi ha incuriosito e poi conoscendolo mi è piaciuto. Perché le Marche, come tu ben sai, è una regione in cui si parla solo e esclusivamente di verdicchio, fondamentalmente. Il verdicchio, 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 è sempre questo. E ci sono invece dei vini che sono, secondo me, dei bei vini che invece non vengono conosciuti. Penso per esempio anche al Rosso Piceno, che è un vino, secondo me, è un ottimo vino che però si conosce poco. Il Rosso Condoro, poverino, è un vino un po' negletto da questo punto di vista. Non si sa perché, non riescono nemmeno a farlo conoscere tanto fuori dalle Marche, però è un gran bel vino, insomma. Eh sì, lo ricordiamo, è quasi C'è un po' di. Montepulciano, a volte lo fa, non so adesso il tuo in particolare, comunque è un Montepulciano in purezza, oppure si può aggiungere una piccola percentuale di Sangiovese. Adesso Esatto, vediamo. questo di Umani Ronchi è un 100% Montepulciano. Il disciplinare prevede che ci possa essere anche un 15% di San. 10% di Però Sangiovese. più o meno, da quanto mi risulta, è che lo facciano quasi tutti, anche le altre aziende, le altre cantine lo facciano quasi tutti in purezza. In purezza, sì, Ormai, sì. sì, Quindi, sì, insomma, sì. quindi ti piacciono vini potenti, insomma, perché il Montepulciano in purezza, insomma, è un vino abbastanza, dico io, no, aggressivo, però, insomma, lascia il segno.
Sì, beh, è un vino che va un pochino domato, insomma, però dalle grandi espressioni, specialmente in questa zona del rosso del Conero, c'è anche questi, in fondo si sente questa salinità che è dovuta proprio alla vicinanza del mare, insomma. Poi tra l'altro è una zona bellissima, la zona del Conero, se qualcuno ha la possibilità di andare in quella zona lì, farsi un giro sopra il Conero, andare a visitare le cantine, è bellissima, una zona veramente stupenda. Anche questa è Bellissimo. poco conosciuta, perché tutti vanno a Matelica, vanno a scoprire il Verdicchio, sul Conero. Senti, io ho visto che te ce l'hai tanto con il verdicchio, ho preso un verdicchio, Brava, brava. Brava perché è un gran bel vino. Adesso io non ne volevo parlare, non volevo sembrare uno che odia il verdicchio. No, io il verdicchio, questo è un gran Vabbè, bel vino. siccome me l'avevi accennato anche prima al telefono, insomma, perché tutti parlano del verdicchio, ho fatto guarda un po', ce l'ho il verdicchio, così facciamo ricredere anche Paolo, insomma, che comunque... No, ma io no, no, figurati. Però No. è un vino che, insomma, la sua notorietà ce l'ha. Sì, sì, poi c'era quel verdicchio con l'anforetta, diciamo, no? Era quello, Quella è era stata quello è stato una... una grande operazione commerciale. Devo dire che sono stati dei geni che hanno inventato l'anforetta del verdicchio, perché per eh, 20 anni, forse fino ai fine anni 90, il verdicchio era quello con l'anforetta. Non c'erano altri tipi di verdicchio. ma, Un'operazione commerciale ma- geniale. ma infatti, guarda, io sono andata adesso a Natale in Canada a trovare mio figlio, c'era un mega scaffale di vini, lì c'erano proprio i supermarket di vini di tutte le nazionalità. A un certo punto l'occhio mi cade su un'anforetta ed era ed era un rosato però della stessa azienda, quindi l'anforetta ancora va, insomma, anche all'estero Guarda, c'è. ti dico, hanno fatto una grande operazione commerciale e ancora oggi l'Anforetta, non nominiamo i produttori, comunque è un brand, cosa che al contrario, secondo me, non hanno fatto, però ecco, parlando della Toscana, con il fiasco, ma questo per motivi all'epoca un po' di riposizionamento del Chianti, che insomma era diventato un vino che si faceva ovunque in Toscana, tutti facevano il Chianti nel fiasco. Quindi hanno voluto togliere il fiasco, hanno fatto tutta una serie di operazioni commerciali di diverso tipo, eccetera. Però anche il fiasco, e se ci pensi, il fiasco ti fa venire in mente immediatamente il Chianti toscano. Certo, sì, Infatti sì. adesso hanno ricominciato a fare per i turisti, insomma, non sono dei grandi vini, diciamo, però per i turisti che vengono in Italia hanno ricominciato a fare il fiasco, il Chianti nel fiaschetto, perché i turisti lo vedono e dicono il fiasco del Chianti, l'hanno visto magari in una foto in bianco e nero in qualche osteria, eccetera. Certo, certo. Nei film, certo, certo. Vabbè, intanto io me lo verso un po' di verdicchio. Il mio è un verdicchio dei Castelli di Iesi, ho scelto però, Bene. non quello di Matelica, che ci sono delle grandi differenze. Già le vallate, Esatto, che una è perpendicolare, un'altra invece esatto, è esatto. orizzontale al mare. Questo Esatto. qui... Beh, quello di Matelica ha una posizione che io credo che sia unica anche quella in Italia, con questa vallata che è messa proprio parallela al mare, Eh quindi sì, è eh sì, stranissima. eh Anche sì, io eh però sì. approfitto e mi verso il mio rosso con... Certo, io ho preso questo verdicchio di che lo diciamo ai nostri follower che ha un po' più corpo rispetto a quello di Matelica, quello di Matelica magari è un po' più floreale, ha sentori un po' più floreali, però questo ha corpo, una maggiore acidità e un maggior grado alcolico, fa ben 13 gradi il mio verdicchio. Eh beh, sì. Ah, però anche questo, diciamo, è dei Ode, sentori di... ode e lode al verdicchio. Ma come lo vedi il momento? Il momento è un po', te che sei insomma a contatto, è un po' tragico perché comunque il mercato Orica è completamente, io parlo per quanto riguarda le cantine, è completamente crollato, giustamente, e quindi anche questa è aumentata un po' la vendita online, è aumentata un po' la GDO, però non è che va a compensare il valore perso dalla vendita Orica per le cantine. Quindi insomma... Ma guarda, il discorso credo che sia questo, cioè i grossi produttori, cioè quelli che hanno come sbocco i supermercati, non hanno risentito tantissimo di questa cosa, proprio perché se ne beve di più, eccetera. Chi ha avuto veramente un tracollo, che è in profonda crisi, sono i piccoli produttori, quelli che hanno uno sbocco nelle enoteche e in zone territoriali
piccoli paesi, piccoli fazzoletti di terra, piccole zone, e quelli hanno avuto un grosso problema perché non riescono più a vendere il vino. Infatti, se tu vedi sui canali social, è pieno di cantine che fanno la vendita online dei propri prodotti, scontandoli, facendo offerte, eccetera, però non potrà mai essere il volume di affari che potrà fare una cantina vendendo direttamente, magari sfruttando la bella stagione adesso con le persone che vanno in giro, vanno a fare turismo, si fermano in una cantina, comprano, acquistano, certo. conoscono, si fermano in un'enoteca. I piccoli produttori sono stati massacrati da questa emergenza del coronavirus, veramente hanno dei grossi problemi. Senti, te, ma anche tanti ristoranti si stanno attrezzando, ho letto anche i tuoi articoli, insomma, c'è il dinner at home con i tre chef che, insomma, che cucineranno, insomma, che ti insegneranno a cucinare per la festa della mamma, poi insomma, si stanno un po' attrezzando con un delivery però unito all'esperienza, a quello che insomma, l'experience, quella che va tanto di moda. Sì, sì. Anche questo secondo te finirà oppure magari potrà essere una fetta di mercato che rimarrà e andrà incrementata magari? Ma guarda, secondo me sarà un di più che chi vuole potrà offrire, insomma, perché io non so quanto tempo potrà passare per tornare al ristorante come eravamo abituati ad andarci prima, insomma, e non andare con tavoli estremamente distanziati, con questi odiosissimi plexiglass che vogliono mettere tra le persone. Non lo so quanto durerà tutto questo. È un problema grosso perché pensa soltanto, io non dico i ristoranti stellati, però pensa ai ristoranti quelli dove hanno tavoli molto vicini, che sono abituati a lavorare sulla quantità, oltre che alla qualità. Però per loro diventa veramente problematico. E quindi il delivery sarà sicuramente un'opportunità che durerà parecchio. Considera che il delivery adesso lo stanno facendo anche chef stellati. Per esempio Alex Piper a Roma da domani, per chi vuole può prenotare un pranzo, una cena con lui e si presenta direttamente lui con lo chef a portarla a casa. E dal 1° giugno invece addirittura verrà lui a cucinare a casa se uno lo vuole. Lo può prenotare e ti arriva Alex Piper a casa che ti prepara la cena. Bene Paolo, che dire, bene, anche noi non possiamo festeggiare da vicino il nostro compleanno come facevamo sempre insomma, gli altri anni, perché comunque È vero? festa il 7, mezzanotte si festeggiava anche Paolo Zappitelli perché era già È vero. l'8. È vero. Vabbè, Niente. festeggeremo online stavolta. Online. Va bene, intanto ci facciamo questo Sì? brindisi virtuale. Ti ringrazio tantissimo della chiacchierata e bah, speriamo di vederci presto dal vivo, ok? Grazie a te dell'invito. Grazie. Grazie, grazie Paolo, ciao ciao. Ciao. Ciao.